Ciao ragazzi, qua siamo a The Central Studio. Io sono Legacy of Pascal e sono di San Pietro di Feletto. Ma in realtà sono sempre ascoltato musica rock, metal, tutti i generi più estremi, hardcore. C'è stato un po' un cambio perché forse sono cresciuto con i film anni 80 e sentire le colonne sonore dei film, cioè guardare i film e sentire le colonne sonore adesso mi fa venire, è qualcosa di nostalgico, mi fa venire in mente momenti belli. E quindi mi sono un po' appassionato a questo genere musicale, quello delle colonne sonore appunto, rimodificato, portato un po' ai giorni nostri. E da lì appunto è partito questo progetto Synthwave. Sono anni che sono dentro il mondo musicale e lo sentivo mio, più di tanti altri progetti che magari ho avuto. Questo proprio ci ho provato, diciamo. Prossimi progetti ce ne sono tanti, perché appunto sono appena partito e strada ce n'è da fare, spero che vada bene. Diciamo che mi piacerebbe fare un sacco di collaborazioni con altri artisti, anche di vario genere, e provare proprio a mischiare la parte elettronica con strumenti comunque analogici, con sintetizzatori, assieme a altri generi, non so, che siano rock, che siano anche soul, anche più funk, fare vari progetti e appunto sperimentare tutte queste sfumature, diciamo, del mio genere. Volevo partire adesso il genere che faccio è abbastanza commerciale, poi volevo fare dei passaggi più, arrivare verso la dark wave, quella proprio new wave, dark wave degli anni 80. Spero di riuscire e spero più che altro che ci sia un riscontro, che sia una cosa che piaccia alla gente. Io sicuramente lo faccio perché mi viene da dentro, poi là si vedrà. Il genere che faccio appunto è un po' un tuffo nel passato, nei ricordi. Infatti ho visto molti riscontri positivi per tutte quelle persone che gli anni 80 li hanno vissuti, cioè che magari erano giovani, erano ragazzini che giocavano con i cabinati. Non so dire se si possa, cioè, a parte che non credo che la musica elettronica sia proprio morta, però non so, i giovani secondo me hanno talmente tanti stimoli adesso che fanno, qualsiasi cosa esca dura talmente poco che diventa quasi insensata. Se si riuscisse a fare qualcosa di più profondo, quindi magari anche sempre tornando indietro nel passato, perché si impara sempre qualcosa secondo me dal passato, a riprendere tutte le macchine elettroniche, sì, ma analogiche, e riportarle nel mondo di adesso, secondo me potrebbe essere una soluzione, qualcosa di nuovo che i giovani non conoscono e qualcosa che secondo me possa appassionare, cioè che possa appassionare, è una cosa che secondo me può appassionare. Sono Legacy of Pascal, da poco è uscito il mio ultimo singolo e aspetto un vostro parere. Ascoltatelo, lo trovate su Spotify, SoundCloud e tutte le piattaforme che volete. Un saluto a tutti,
Ciao.